Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in diretta come al solito a lunedì sera a Telepace Sport, in diretta da Chiavari Teatro Caritas. Ciao Luca. Buonasera. E ciao Gloria. Buonasera a tutti. Bene, questa sera come al solito ormai siete abituati ad avere tanti sportivi a lunedì sera in questa trasmissione, non solo avremo anche un collegamento, c'è Giacomo già pronto, saremo collegati con le piscine di Sestri Levante. Gloria, vogliamo fare il solito riassunto? Solito check settimanale. Tra l'altro ci sono due formazioni che stanno giocando, sia la Sampdoria che il Sestri Levante. E non abbiamo buoni risultati per adesso, però Mi dicono di sì. Vi dico tutto. Partendo sempre dalla Serie A, venerdì sera Marassi è sceso in campo il Genoa, che ha perso 2-3 contro il Monza. In Serie B invece questo weekend lo Spezia ha vinto 2-1 contro il Südtirol grazie alla doppietta di Verde e guadagna comunque 3 punti molto importanti per la salvezza. La Sampdoria sta giocando adesso contro l'Ascoli e sta perdendo 1-0, infatti la partita è iniziata mezz'oretta fa e vi daremo comunque gli aggiornamenti qualora ci fossero. La Serie C invece l'Entella ieri è volata... Ieri, qualche giorno fa è volata in Sardegna e ha perso 2-1 contro la Torres. Il Sestri Levante invece sta giocando adesso come la Sampdoria in casa contro l'Are Canatese. Dovrebbe iniziare a momenti la partita, quindi anche per questa... È iniziata alle 20:45. 20:45, quindi ok, per adesso siamo sempre sullo 0-0, ma vi daremo aggiornamenti. La Serie D invece ieri ha fatto la trasferta contro il Chieri, partita finita 1-0 per i padroni di casa, e vista la rappresentanza questa sera davanti a me comunque ne parleremo, direi. Per oggi è tutto per questo check. Benissimo. Abbiamo la Lavagnese in grande formazione questa sera, invece per la pallanuoto c'è stato questa bella... Ci sono stati i campionati italiani di nuoto intanto la scorsa settimana, proprio in questo periodo perché poi ci saranno, come sappiamo, le Olimpiadi, quindi per dar modo agli atleti di prepararsi per le Olimpiadi li hanno anticipati in questo periodo. Quindi a Riccione ci sono stati dei buoni risultati, qualche giovane che si è messo in luce, soprattutto nei 100 metri stile libero, Sara Curtis per le ragazze e Travaini per i maschi, ecco, che sono due ragazzi giovani di 17 anni che hanno ottenuto il tempo per le Olimpiadi. Quindi insomma la nazionale di nuoto, oltre ai campioni che ha già, ne sta levando di nuovi, ecco, che ottimi nuotatori. Per quanto riguarda la pallanuoto invece è fermo il campionato di A1 maschile. Bella vittoria del Rappallo sulla Locatelli che gli permette di mantenere il distacco con le altre squadre per i primi posti. Poi andremo un po' più in dettaglio soprattutto in vista della partita di sabato, una partita importante per il Rappallo contro il Padova, quindi andremo a vedere un po' più in dettaglio. Bene, poi parleremo largamente anche di A2 ovviamente. Benissimo, certo. Di pallanuoto, tra l'altro a Chiavi c'è stato anche... C'è stata con la Pro Champions Recco. League della Ma ne Pro parleremo Recco. anche con i servizi. Esatto. Bene, allora prendiamo posizione e andiamo a presentare gli ospiti perché è una puntata molto ricca, perciò bisogna che in qualche modo acceleriamo i tempi. Qua con noi abbiamo Alberto Tagliapietra, che è un medico, responsabile del progetto Atleti al tuo fianco, poi ci racconterà lui. Grazie per essere qua. Grazie a voi dell'invito. Giulio Attardi, che è responsabile tecnico della BIC Genova e delegato regionale calcio integrato della Federazione Italiana Gioco Calcio. Buonasera a tutti. Poi abbiamo una rappresentanza della Lavagnese qua col settore giovanile, Walter Norris che è responsabile insieme a Tommaso Sanguinetti e Giambattista Romanengo, centrocampista della Lavagnese. E poi cominciano i festeggiamenti di quest'anno, la prima formazione, almeno per quanto riguarda il settore calcio, con la promozione dalla prima categoria appunto in promozione. Qua il presidente Fabio Dondero insieme al difensore centrale Alberto Vaccarezza, ma allenatore e insomma una bella parte della squadra. Grazie. Ora facciamo un giro rapido tanto per... così rompere un pochino il ghiaccio, ma prima forse andiamo a vedere anche da questa parte. Anche se è già per annunciato, diciamo qui in platea abbiamo una grandissima rappresentanza della Lavagnese.
A seguire abbiamo il BIC di Genova e, nonostante i festeggiamenti, sono qui con noi questa sera anche la Calvarese. Benissimo. Farei, visto che sei da quelle parti, presenterei subito l'allenatore con un saluto della Calvarese, Sì. Allora, Roberto Vitale. Roberto Vitale, esatto, un saluto, no, sempre seduto, non ti preoccupare, un saluto e cosa ci vuoi dire, se c'è qualcosa da dire oltre magari il sorriso. Da dire oggi è un casino perché siamo un po' nel post festeggiamenti, ma non so cosa dire, sono sincero. Allora, Fai un sorriso alla telecamera almeno. No, siamo contenti, a parte gli scherzi, poi parlerà Fabio di questa grande stagione, quindi siamo super contenti, ecco, quello sì. Okay. Bene, dall'altra parte Gloria farei un saluto perché abbiamo una sportiva, Roberta Compagnoni, che è responsabile del settore amministrativo, figlia di Stefano, tantissimi anni presidente della Lavagnese. Roberta, insomma, tanto è la prima volta che vieni nello sport, perciò siamo contenti come redazione. Grazie dell'invito. Ecco. Qual è un pochino il tuo impegno alla Lavagnese? Ma io mi occupo da sempre di appunto amministrazione, il mio è un po' un lavoro dietro le quinte, ho sempre supportato mio padre da quando appunto ha scelto di fare il presidente della Lavagnese, diciamo seguo un po' tutta la parte appunto contabile, amministrativa, che di anno in anno, diciamo da 25 anni a questa parte si è notevolmente complicata, quindi soprattutto con l'avvento quest'anno della riforma fiscale effettivamente è stato un passo un po' faticoso, certo. Però comunque dai, cerchiamo di fare l'impossibile. Bene, allora un applauso a Stefano e a Roberta Compagnoni. Abbiamo pronto il collegamento dalla piscina di Stelzi Levante organizzato da MySport. Abbiamo Giacomo, vediamo un pochino i suoi ospiti e la linea la darei allora a Stelzi Levante. Sì, grazie Roberto e buonasera a tutti. Siamo qui dalla piscina di Sesti Levante, qui con me c'è Paola Noziglia che è responsabile della piscina MySport di Sesti Levante e allenatrice degli esordienti A di Genova Nuoto MySport. Allora, intanto brevemente ci riassumi quali sono le attività che fate in questa piscina? Sì, buonasera a tutti, io sono Paola, sono la responsabile. Qui in questa piscina accogliamo diciamo dai 3 mesi di età fino in avanti. Noi principalmente ci occupiamo di bambini, facciamo corsi per neonati, corsi di scuola nuoto e poi dopo anche un corso per adolescenti, fino a poi ad arrivare all'agonismo. Per quanto riguarda gli adulti, oltre al nuoto libero, noi abbiamo un'attività di acqua fitness e anche attività di sala corsi. Ecco, sei anche allenatrice degli esordienti A, quanti anni hanno? Allora, i miei ragazzi hanno dai 10 ai 12 anni. Ci sono delle gare in programma, delle competizioni? Sì, io ho un gruppo di 16 ragazzi e ora ci stiamo preparando per le finali dei campionati regionali. Avremo ancora una prova di nuoto, diciamo la 6ª prova regionale che si svolgerà a Lavagna il 7 di aprile e poi il 20 e il 21 aprile le finali regionali. Ecco, un'ultima cosa, da casa stanno vedendo i ragazzi e le ragazze che stanno nuotando, chi sono? Ecco, loro sono il gruppo categoria ragazzi, junior e cadetti. Sono i ragazzi più grandi e fanno parte della nostra prima squadra. Loro si allenano 6 giorni a settimana, 2 ore al giorno. Grazie Paola, da Sesti Levante per il momento è tutto, lì nello studio. Grazie a Giacomo. Allora, facciamo un giro da queste parti. Fabio, hai festeggiato stanotte, insomma, siete tutti senza voce, ho visto. No, abbiamo festeggiato abbastanza, direi, però c'è ancora tempo per altri festeggiamenti. Domenica prossima abbiamo in programma altri festeggiamenti. Bene, e invece non è andata bene alla Lavagnese ieri. Come mai, Giambattista? Noi abbiamo avuto soltanto la cosa di non sbloccarla nel primo tempo e la partita poi si è complicata nel secondo tempo, abbiamo subito un gol un po' stupido, diciamo, e poi alla fine ci siamo un po' sbilanciati in avanti ma non siamo riusciti a raggiungere il pareggio, però il campionato va avanti.
Cosa ha detto il mister Alberto Ruvo nello molto, spogliatoio? non era molto contento, diceva. Però possiamo assicurare, qua abbiamo una dirigente importante, che insomma il gruppo è compatto e state giocando bene. Ieri forse è mancato... Nelle ultime 2 partite la cosa che ci è mancata è stato giusto il gol. Come ieri, ad esempio, sbloccare nel primo tempo, abbiamo avuto 3 occasioni importanti. Però mancano 8 partite e per noi saranno 8 finali e dobbiamo pensare soltanto ad andare in campo e fare punti, da qua alla fine. Giulio, a tardi ci siamo già conosciuti su questi posti l'anno scorso, c'è qualcosa, qual è il saluto? Ho visto i tuoi atleti vivi in studio anche quest'anno. Sono super vivi perché vado in difficoltà a parlare di risultati, però loro sono atleti veri. E loro, qua abbiamo una rappresentanza sia del gruppo del calcio che del gruppo del basket e anche del ballo, però i ragazzi del basket, nonostante l'allerta di ieri, sono andati a Varese e hanno vinto una partita difficilissima di basket, e il sabato invece il gruppo del calcio, ripeto, ho difficoltà a parlare di risultati perché non se ne dovrebbe parlare per quello che è il tipo di attività che si fa, però è un campionato bello, quello della FIGC di CPS, e hanno battuto la squadra del Genoa e la squadra della Sampdoria, sono primi in classifica e si stanno preparando per le finali che si terranno a Tirrenia a metà maggio. Quindi complimenti a loro. Bene Giulio, non siamo proprio per i risultati come tipo di trasmissione, vogliamo divulgare lo sport, però è giusto citare ogni tanto anche, insomma, arrivare primi, penso che ce lo confermerà anche il nostro medico questa sera, Alberto Tagliapietra, questo progetto, no? Atleti al tuo fianco, di cui artefice, no? Sì, Atleti al tuo fianco è un progetto che nasce per dare voce e attenzione alle emozioni delle persone che stanno affrontando un tumore, e fa questo coinvolgendo il mondo dello sport per fare in modo che i campioni del presente e del passato si rendano conto di avere un potenziale sociale importante in oncologia, laddove ci sono persone e famiglie che temono di essere sole mentre affrontano un avversario difficile. Noi abbiamo la possibilità di far arrivare loro segni di vicinanza e di sostegno emotivo per far render conto che soli non sono e che noi facciamo il tifo per loro, e lo facciamo in tanti modi diversi che poi noi decliniamo con come se fossero delle carezze, delle coccole alla vita quotidiana, perché ci sia sempre attenzione agli aspetti emotivi, mentre ovviamente tutti gli aspetti clinici riescono a mantenere un'importanza e un'attenzione necessaria per una questione che è sia clinica e sia sociale. Questo Atleti al tuo fianco, un mondo dello sport che si fa squadra al fianco di chi affronta un tumore. Ecco, Alberto, qua praticamente avevamo visto, vediamo pure quelle immagini, c'è questo rapporto anche con qualche società del nostro comprensorio, tra cui la Lavagnese, no? Beh, assolutamente sì, devo dire che è sempre un grandissimo privilegio potersi muovere lungo il territorio italiano con Atleti al tuo fianco e riuscire a instaurare dei legami con le squadre che per quanto riguarda questo progetto vuol dire sì la Serie A, la Serie B, i professionisti, ma anche il mondo dei dilettanti, ma anche il mondo dei settori giovanili, perché riteniamo che ogni sportivo si alleni da quando è bambino ad affrontare sfide, a conoscere avversari che a volte ti fanno paura, molto semplicemente, e che quindi anche nelle categorie giovanili i ragazzi, e credo che i gruppi della Lavagnese che sono qui questa sera ne siano una grande dimostrazione, sono pronti per capire che da soli è più difficile e che quando hai vicino a te un compagno che ti incoraggia, la tua paura si ridimensiona e riesci a trovare dentro di te quel motore che ti spinge ad andare a affrontare chi ti trovi davanti. Ed è per questo che anche qui alla Lavagnese stiamo portando questo progetto, ed è per questo che i nostri ragazzi con i loro meravigliosi sorrisi accolgono questi messaggi e li fanno propri attraverso attività sul campo e attività social. Bene, allora ritorneremo
Io andrei a conoscere qualcuno già della Lavagnese, sono allenatori, insomma. Esatto, Roberto. Io andrei subito dall'allenatore Under 15 Guido Garaventa. Buonasera intanto. Allora, Under 15 hanno 15 anni, nel 2009. Com'è rapportarsi con i ragazzi in questa età, comunque adolescenti? È difficile, complicato, è bello? Com'è? Beh, guarda, intanto come dicevamo hanno 15 anni e quindi non sono più bambini, iniziano già a essere grandi. E quindi credo che abbiano bisogno di un rapporto vero, basato sulla sincerità. E come tutti i rapporti veri e sinceri, a volte non piacciono, ma sono sempre apprezzati comunque. Grazie mille. Già che ci sono, io andrei anche dagli altri allenatori, invece Leva 2012, Andrea Pappacoda e Damiano Ferrari. Allenatori, allora io facciamo un'intervista doppia, almeno 2 al prezzo di 1, si dice così. Un consiglio da dare a questi ragazzi? Passione, di metterci voglia e passione. E cosa vi aspettate da questa leva? Vi sta regalando comunque qualcosa anche a voi, diciamo? Sì, assolutamente, è una leva splendida. Abbiamo il piacere di allenare un gruppo numeroso, siamo un gruppo di 25 tesserati che per una realtà come Lavagna è sicuramente un numero importante, e è un gruppo in crescita, ma quel che ci interessa è vedere loro venire al campo per curare tanto l'aspetto del divertimento, dell'aspetto ludico, che a questa età è essenziale. Dopo una giornata complicata a scuola, venire al campo e divertirsi per loro è fondamentale. E il campionato invece? Il campionato sta andando bene, i ragazzi stanno facendo delle ottime partite, sempre con educazione, voglia di apprendere e di migliorare. Grazie mille. Abbiamo il responsabile del settore giovanile che è Walter Norris. Quali sono un pochino i numeri e l'organizzazione del settore giovanile? Allora, per quanto concerne l'organizzazione, diciamo che l'organizzazione è ben consolidata, fatta da persone vere, da uomini che trasmettono la loro passione anche con dei valori importanti, significativi, quale l'amicizia, quale la trasversalità, quindi diciamo un percorso che tende a confezionare un evento che contraddistingue tanto l'attività sportiva agonistica per quanto concerne le leve dei più grandini, quella dell'attività di base, con il concetto della prima squadra. In questa trasversalità si tende a coinvolgere il territorio, quindi abbiamo una serie di iniziative, ad esempio l'entrata alla scuola Riboli, che è diciamo, la primaria di Lavagna, e alla sua succursale di Cavi, dove noi andiamo abitualmente a far svolgere l'attività motoria per diciamo, assecondare il nostro dovere a tutti diciamo, i potenziali tesserati della Lavagnese, anche per dare visibilità alla società stessa. E in più nella nostra trasversalità abbiamo progetti quali di cui abbiamo parlato e spero parleremo ancora ampiamente questa sera, che sono un po' il nostro fiore all'occhiello, così come lo è la nostra prima squadra, che sicuramente sempre si batte con grande valore. Ecco Walter, credo che per un settore giovanile la soddisfazione di mandare qualche atleta in prima squadra, no? È quello che è successo anche per Tommaso e Giambattista. Noi ci auguriamo che questo possa avvenire presto, diciamo che più la piramide sale, più l'impegno è gravoso, nel senso che facendo la Serie D è una categoria già molto preziosa, così come lo sono le categorie che stanno al di sopra. Io dico in numeri molto, molto sinteticamente, i giocatori dalla A alla D sono 6.000, i calciatori in Italia sono 1 milione circa, quindi riuscire ad arrivare a giocare in Serie C vorrebbe dire essere nel 0,6% dei giocatori più forti sul territorio. Questi numeri sono un pochettino duri, però allo stesso tempo il nostro impegno è prioritariamente questo. Una delle nostre mission è anche questa. Ecco, allora, Tommaso e Giambattista, raccontiamo un pochino la vostra storia. Tommaso, ti ricordi quando eri un bambino come questi più piccolini? Sì, mi ricordo. Dove hai cominciato a giocare? Ho incominciato in un paesino a San Salvatore, in una squadra di lì, che era il villaggio del ragazzo, e ho fatto 2 o 3 anni. E poi mi hanno chiamato la Sampdoria e ho fatto il settore giovanile lì 8 anni. Poi c'è stato l'anno del Covid, che è stato un anno un po' brutto per tutti, e
mi hanno mandato via e sono andato a Rivasamba dove mi sono trovato bene, ho fatto 2 anni e poi mi è arrivata la chiamata da Lavagnese dove ho accettato e l'anno scorso abbiamo fatto comunque un anno molto bello, è andato bene e quest'anno mi sono messo in gioco in un campionato nuovo per me e speriamo di raggiungere l'obiettivo finale. Ecco, per te, insomma, adesso è giocare in prima squadra, giusto? Sì, ora sì, sono alla Lavagnese appunto prima squadra e speriamo di raggiungere appunto l'obiettivo a fine dell'anno, ecco. Invece Giambattista, forse avevamo già detto qualcosa, tu allora fallo un po' più breve. Io ho iniziato nella Lavagnese, ho fatto 6 anni nella Lavagnese per poi passare all'Entella, farne altrettanti nell'Entella fino alla primavera e adesso questo dovrebbe essere il 6º anno di nuovo in prima squadra a Lavagna. Dopo la primavera sono venuto direttamente alla Lavagnese e questo è il mio 6º anno in prima squadra alla Lavagnese. Ecco, centrocampista tutte e due, siete in concorrenza mica? No. No, io sono quinto, esterno. Ecco, perciò potete giocare insieme tutte e due. Sì. Ma avete un giocatore, un modello che vi ispirate? Ce ne sono tanti forti. Cioè. Sì, un po'. Io quando guardo le partite magari guardo quello del mio ruolo, però non ce n'ho uno. Idem anche io. Cioè non ce n'ho uno preciso da... Magari in questo momento mi viene in mente dire c'è la Noglu dell'Inter perché sta facendo 2 anni fuori, però quello. Bene, conosciamo un pochino anche Alberto, no? Che è lavagnese tra l'altro, gioca alla Calvarese, ma sei... Ho giocato anche nella nella Lavagnese, no? È giovanile, sì. È un anno, sì, un inizio anno in prima squadra. Poi sono finite le giovanili, mi sono spostato subito a Calvary, un po' per amicizia e un po' per dinamiche. Ho trovato un gruppo bellissimo, tante storie e alla fine tra una scelta e l'altra sono passati un po' di anni, sono ancora lì, felice e finalmente è arrivato anche il primo campionato vinto. Ma com'è stato quest'anno? Insomma, 5 giornate alla fine, siete già vittoriosi? Sì, sembra con che tanti sia... punti di distanza. No, è vero, sembra che sia andato tutto bene. In realtà poi dietro ci sono tanti anni di lavoro, tanti sacrifici, tante storie diverse e quest'anno alla fine di tutto a coronare è arrivato questo campionato qua. Vinto bene, ci siamo divertiti, ci siamo impegnati, sono anche andate bene tante cose sicuramente, potevamo andare peggio e alla fine però siamo qua e siamo contenti. Tu sei un difensore. Difensore, no, lì dietro e basta. Ecco, invece Fabio, il presidente Dondero, abbiamo festeggiato nel 2023 i 100 anni. Insomma, avete proprio aspettato per risalire. Ma vabbè, diciamo che la stagione 23-24, giusto? Ma era preventivo, Vata, oppure avevate puntato a questa salita? È un po' di anni che ci stiamo avvicinando piano piano all'obiettivo, perché siamo arrivati terzi, secondi e primi, hanno fatto le cose come si deve. Sicuramente a agosto mi avessero detto che a marzo abbiamo vinto il campionato, non ci avrei creduto assolutamente. Però pensavate all'ultima giornata? Andava bene a qualunque modo, meglio di così penso che sia impossibile. Tra l'altro questa è la partita di ieri? Questa è in casa. Di qualche anno fa penso. C'è qualche foto di festeggiamento eccetera? Ieri a Marassi che comunque avete vinto 4-0, non avete insomma concesso niente. Eh? No, ma noi se possibile non vogliamo concedere niente ormai a questo punto. Mancano 5 partite, non ne perdiamo neanche una, siamo a posto. Siete a caccia di qualche record? Beh, è sempre bello vincere il campionato, in più da imbattuti sarebbe secondo me la cosa ideale. Poi, anche se perdono non gli possiamo dire niente. Qua ci deve essere il capitano, ma non ha tanta voce, mi diceva prima, però è lo stesso. Il vice capitano. Edoardo Dondero, esatto. Senza voce, però un pochino di voce per noi questa sera la troverà. Ti volevo chiedere, l'obiettivo l'avete raggiunto? Ci sono ancora qualche partita? Avete un altro obiettivo, oltre la vittoria, come diceva appunto il Presidente? Non vogliamo perdere, perché comunque è un obiettivo che abbiamo, e fare un record di punti di 70 punti, mi pare. Perché siete imbattuti per adesso? Al momento sì, e poi comunque a fine campionato ci sarà ancora una sorta di torneo con le altre vincitrici degli altri gironi,
e quindi vogliamo ancora andare avanti e provare a vincere anche quello comunque. Bocca al lupo allora. Ma com'è il segreto? Chiedo al mister, qual è stato il segreto? Mi hai rubato quest'anno? la domanda, Roby, però, cioè, scusami. Qual è il segreto? Allora, il segreto per vincere i campionati così è farsi comprare giocatori forti ad agosto. Sei a posto. E con questo sipario. No, però anche la gestione di... La gestione è la parte più difficile quando hai un gruppo di ragazzi giovani. Devo essere sincero, l'unica problematica che c'è stata è proprio quella, per il resto sono tutti ragazzi forti, quindi per la categoria avevamo una decina di giocatori che giocano sotto categoria, quindi l'unica problematica è stata un po' gestire quello. Poi devo essere onesto che mi hanno dato una mano loro, lo staff, perché siamo 4 persone che lavorano sempre sul campo, tutti i dirigenti, Fabio è sul palco, ma Giancarlo è qui dietro, e me ne dimentico tantissimi, Mimmo, Fabrizio, Chicco. Il segreto, secondo me, per vincere un campionato parte sempre quando fai una casa, sempre dalla base, quindi quando tu hai una base solida le cose poi vengono più facili, e anche per noi che siamo sul campo a fare il lavoro tecnico, tattico, siamo avvantaggiati. Poi è ovvio che quando hai in squadra 5, 6, 10 giocatori molto bravi, tutto è più facile, quindi devo dire grazie ancora ai ragazzi. Qui c'è il vice capitano, ma capitano in primis Mattia Bacigalupo, quelli che sono qua presenti, quelli che sono a casa, non hanno mai mancato di lavorare sul campo, che è la cosa più importante, perché comunque per arrivare a un obiettivo, per quanto tu sia forte, il lavoro sul campo è fondamentale, e devo essere sincero, non c'è mai stata un'occasione in cui abbia dovuto riprenderli perché c'era scarso allenamento, a parte Alberto che è sul palco una volta. Gli altri... Si è sacrificato questa sera a fare il ruolo vicino al presidente. È lì proprio per questo motivo, ecco. no, a parte gli scherzi. Va bene, allora poi ritorniamo, perché abbiamo visto anche tante foto che forse meritano un commento. Darei la linea a Sesti Levante, andiamo nuovamente in piscina con Giacomo. Ecco, ricordiamo che è la piscina di Alberto Razzetti. Sì, grazie Roberto, siamo sempre qui dalla piscina di Sesti Levante. Qui con noi adesso c'è Edoardo Socchino, che è allenatore dei ragazzi degli juniores. Tanto, che allenamento hanno fatto questa sera? Cosa stanno facendo? Innanzitutto buonasera a tutti, ciao Roberto. Allora, questa sera stiamo in una fase di scarico in previsione delle finali regionali che ci saranno tra 2 settimane. Questa sera hanno fatto un breve richiamo di allenamento aerobico e con qualche inserimento di cambi ritmo, giusto per cercare di tenere sempre un'andatura un pochettino più elevata in previsione di quelle che poi saranno le gare. E quanti ragazzi e ragazze hai qui? Allora, la squadra è formata da 17 ragazzi, suddivisi in tutte le categorie, andiamo dai 12 anni fino ai 18-19, quindi è una squadra abbastanza fornita sotto tutti i punti di vista, perché comunque sono, come numeri si equivalgono anche tra maschi e femmine e sono ben distribuiti sulle varie categorie, quindi c'è tanto da fare. Ecco, prima di iniziare a allenare è stato un campione, diciamo, nel nuoto in equilibrio sulle lunghe distanze, hai vinto un bronzo agli europei sui 25 km, hai vinto 2 ori ai mondiali di ultramarathon. Com'è stato questo cambio, diciamo, da essere atleta a essere allenatore? Cosa è cambiato? Beh, è cambiato che non faccio più fatica, la fanno gli altri. La cosa fondamentale è quella, no, a parte gli scherzi. Mi sembrava un po' la giusta chiusura di un cerchio e sono molto appassionato di nuoto e sono sempre stato un grandissimo appassionato di nuoto. Non riuscivo più a ottenere i risultati che avevo prima, anche per evidenti limiti di età, non ero più competitivo come avrei voluto essere. E il mondo delle piscine è casa mia, è stato un passaggio naturale. Praticamente io ho tolto cuffie e occhialini e indossato pantaloncini, maglietta e cronometri. È stata una cosa super naturale e devo dire che mi piace tanto, mi appassiona, così come immaginavo. Poi il rapporto con i ragazzi cosa si può volere di più alla fine? Ti mantengono giovane, sempre attivo, in un bel clima,
è una cosa decisamente piacevole. Una cosa che ci tieni di più a trasmettere dalla tua esperienza? Mi rendo conto sia difficile sintetizzare, però. La mia esperienza, cosa voglio trasmettere è il sacrificio e il non arrendersi, perché e provarci sempre e comunque, perché anche chi non è estremamente dotato può riuscire a ottenere qualche risultato, ci deve solo credere, non si deve arrendere. Questo è quello che cerco di trasmettere ai ragazzi. Da Sesti Levante per il momento è tutto, linea allo studio. Giacomo saluta Edoardo Stocchino, grande campione. Luca, tu conosci benissimo, conosciamo Altro che lo con tante vittorie bene. che ci ha sempre Tante regalato. vittorie in tutto il mondo, campione mondiale sulle lunghe distanze, quindi per 2 anni, quindi insomma un vero atleta, ecco, un atleta che, e sono convinto che come diciamo lo conosco abbastanza bene, abbiamo seguito un po' tutta la sua carriera e tutto, sono convinto che il ruolo di allenatore per lui sia il ruolo giusto, ecco, non solo come atleta, ormai come ha detto lui per limiti di età ormai non riusciva più a ottenere risultati prestigiosi come quelli di prima, ecco, sia ben inteso, perché se si butta in acqua comunque è sempre uno dei più forti nuotatori che io conosca, però effettivamente il ruolo di allenatore sono convinto che saprà trasmettere ai ragazzi quella sua passione, quella sua voglia di nuotare, quindi sono convinto che sia la persona giusta. Ecco, visto che sei vicino al nostro dottore questa sera, Alberto Tagliapieta, per questo progetto, no? Atleti al tuo fianco, in questo lavoro, diciamo, no? La conoscenza di tanti atleti. Sì, devo dire un'occasione di scambio, un'occasione bella, perché io nel mio lavoro quotidiano da medico chirurgo che si occupa di comunicazione in oncologia ho la possibilità di entrare nelle storie delle famiglie e devo dire che è molto bello entrare nel risvolto umano del campione, effettivamente rendersi conto che ogni campione che noi oggi acclamiamo, che applaudiamo per i risultati, ha avuto il percorso che è stato fatto sì di crescita sportiva, ma anche di crescita umana, è effettivamente un aspetto meraviglioso per comprendere anche le difficoltà del campione, che spesso noi come pubblico dimentichiamo sotto il profilo umano perché effettivamente tifiamo il risultato sportivo. Credo che una delle cose che andiamo a valorizzare con Atleti al tuo fianco nel campione è la sua componente umana. Abbiamo davanti dei ragazzi, abbiamo qui dei calciatori di Serie D. Ognuno di loro, mentre cresceva, non sapeva quale potesse essere il suo traguardo, però ci ha creduto con tutto se stesso. Sempre, anche quando il traguardo non raggiunge la dimensione del tuo desiderio. Questo è bello perché effettivamente ci ridimensiona tutti, fa capire che tutti noi siamo prima di tutto uomini, che cercano di raggiungere con tutti loro stessi degli obiettivi e dei desideri, ma che a volte devono anche conoscere la difficoltà per entrare in relazione con la sconfitta che fa parte del mondo dello sport. Che difficoltà può essere anche semplicemente uno che non è proprio in forma, però scende in campo, no? Questa è una cosa meravigliosa. A volte difficoltà è non aver dormito la sera prima, a volte difficoltà per una donna è essere nel ciclo mestruale. Ci sono tante cose che noi non diciamo e che invece fanno parte assolutamente della vita quotidiana delle persone. Avere un corpo che in quella giornata ha delle difficoltà non comunicate al pubblico che si aspetta da te sempre la massima prestazione. A volte vuol dire avere litigato in una telefonata poco prima di scendere in campo. Sono tanti gli aspetti quotidiani, emotivi delle persone che noi spesso riconosciamo prima di tutto come campioni. E invece sono e siamo uomini, come tutti noi, e questo ci deve portare a una empatia che ci possa permettere di capire le loro difficoltà di fronte agli obiettivi non raggiunti. Bene, Giulio, io sentirei ancora qualche tuo... Sono una rappresentanza di circa 80 atleti. Ecco, perciò Quindi, una bella rappresentanza proprio di sintesi. Quindi abbiamo Luca, abbiamo
Lorenzo, abbiamo Marco, Leonardo, Manuel, Alessandra e il mister Dividiamo Daniele. in 2 o 3 interventi, facciamo una battuta. Inizierei con il mister Daniele. Daniele, cosa ci vuoi raccontare di questo campionato? Siete primi, quindi è un campionato diciamo che sta andando super bene. Un commento. Grazie ai ragazzi che si sono messi d'impegno in campionato e spero che lo vinciamo tutto noi. Perché l'anno scorso l'avete vinto voi, giusto? Sì, anche l'anno scorso che siamo arrivati primi. Quindi quest'anno ci si riprova. Per quanto riguarda Alessandra... Aspetta un attimo, scusa che ti interrompo. Con Daniele, io mi ricordo quei derby che fate Genoa-Sampdoria-Bogliasco, mi sembra. Che faceva? E tu eri allenatore o giocatore? Giocatore. Delle? Giocavo alla Sampdoria. Nella sono Sampdoria. Ritirato. Ecco, è vero. Ha dato Non la via gioco al calcio. più e adesso alleno. Però c'è sempre quel derby che fate al Bogliasco, no? Facevamo, però adesso non gioco più. E non giochi più. Benissimo, intanto la Sampdoria sempre 0-0. No, perde sempre 1-0. Esatto. Vai. Poi abbiamo Alessandra. Alessandra, il mister ha detto che gioca sia a basket che a calcio e a basket ha detto che è bravissima. Quale preferisci di sport, basket o calcio? Allora, io preferisco più basket perché mi diverto, mi sto divertendo e la cosa più bella è come una seconda famiglia, diciamo. Il gruppo quindi è bello, ti trovi bene? E il gruppo Big Basket, calcio, io faccio anche calcio. Com'è? Com'è il calcio, ti piace? È bello. Diciamo che Daniele ha sempre una parola bella per tutti, sono tutti bravissimi. E poi abbiamo Manuel. Manuel invece, lui fa anche atletica, mi hai detto, fa salto in lungo. Ci vuoi dire i tuoi, diciamo, risultati nel salto in lungo? Ok. Allora, io l'anno scorso ho fatto di più o meno 3,50 più o meno. Complimenti. E tu invece, faccio anche te la stessa domanda di Alessandra, preferisci l'atletica o il calcio se devi scegliere? Italicamente tutte e due, però qua il mio sport preferito è atletica. Quindi io devo impegnare quello di salto lungo per di non allungare il passo perché a volte il giudice a volte controlla solo con 2 gambe unite. Quindi io devo cercare però le gambe unite, così posso saltare proprio più in alto. Sono sicura che migliorerai allora. Allora, bravissimi, bravissima. Poi ritorniamo. Andrei con Fabio, che abbiamo visto qualche immagine anche forse di persone che hanno collaborato in questi anni e che vuoi anche ricordare, ringraziare. Tra l'altro eravamo con le telecamere l'anno scorso che avete fatto quell'incontro, probabilmente nei periodi dell'Expo, no? I 100 anni. Perciò, ecco, vuoi fare, sai, qualche dirigente, collaboratore? E intanto Gloria, se c'è ancora qualche volto dei calciatori della Calvarese protagonista quest'anno, o dirigente. Allora, i dirigenti devo dire grazie a tutti perché siamo una bella squadra. Questa foto. Questa è la foto di ieri, siamo andati a salutare il vero presidente, come dico io, che è Mariano Torre, uno dei giovanotti del 37. Facciamo un applauso a Mariano. Quello che ci ha insegnato a tutti praticamente, ora per motivi di salute non riesce più a venire al campo, però segue sempre, sarà contento. Quando può, sarà contentissimo. E l'altro è Davide Torre, che anche lui ha qualche problema di salute, uno del 37, l'altro del 38 se non sbaglio, e sono quelli che ci hanno insegnato a stare nella Calvarese, a tutti quelli che sono qua penso. Ecco, voi giocatori sentite questa, insomma,
passione che hanno e questo impegno di chi ha sempre seguito? Per chi c'è da più anni sicuramente, li abbiamo anche vissuti e quindi sono riusciti direttamente a trasmetterci tanti valori e tante esperienze di vita, di calcio e di tutto. Per quelli che sono da meno tempo sicuramente è una mancanza che noi che ci siamo da di più cerchiamo di colmare, ma sicuramente viverli direttamente è un'esperienza diversa. E quindi ci reputiamo sicuramente fortunati ad averli conosciuti e a conoscerli comunque tuttora, visto che ancora ieri siamo andati a trovarli e a salutarli, a ringraziarli per tutto. Bello quel gesto, direi, no Fabio? Beh, è l'unica cosa che potevamo fare, secondo me. Cioè, sono quelli che hanno fondato i figli di quelli che hanno fondato la Calvarese, penso che sia un atto dovuto da chiunque di noi. Ecco, vediamo che andiamo a conoscere ancora, questa sera siete una decina, una quindicina quasi, sì, che l'abbiamo visti. Vediamo chi ha la gloria. Allora, io ho raccattato il portiere della Calvarese, Ivan Duò. Quest'anno hai preso più o meno 17 gol, mi hai detto, più o meno sì. Com'è vista dalla porta, diciamo, quest'anno, questo risultato e questa promozione? Innanzitutto devo fare complimenti a tutti, a partire dalle basi, come ha detto il Presidente, come ha detto il Mister, a tutto lo staff e ai miei compagni, anche perché devo dire che se è andata bene quest'annata è anche grazie a loro, anche appunto per i pochi gol subiti e per i tantissimi fatti. Io vabbè, sono di qua e devo dire che nella Calvarese ho trovato veramente una seconda famiglia. Sono lì da circa 5 anni adesso, con il Covid ho perso un po' il conto, però devo dire che non è assolutamente scontata questa cosa. Dal primo momento in cui sono stato lì mi sono sentito a casa, quindi veramente bello. E prima mi hai detto un rigore parato. Com'è parare il rigore? Allora, devo dire che quello di quest'anno è stato uno solo, perché subiti contro ne abbiamo avuti parecchi purtroppo, quindi è stato solo uno, però è stato veramente importante e diciamo che è stato utile anche per iniziare poi il percorso che ci ha portati a vincere il campionato. Quindi... E invece avevi comunque fiducia anche nella difesa? Sì, no, assolutamente, anche... Si guardano? Nonostante sia veramente un esaurito, devo dire che Il suo l'ha fatto. l'ha fatto assolutamente, ci tiene sul pezzo, anche se appunto è veramente un po'... I portieri con i difensori, qual è il linguaggio? Cioè, Forse è meglio non dirlo qua. O li tenete... No. Allora, si può dire i termini giusti. Ma diciamo che bisogna che ci sia dialogo. Poi da parte... Voi avete una visione della difesa, no? Sì, no, da parte di Alberto devo dire che il dialogo è poco, perché soprattutto parla lui, però non vuole ascoltare l'altra parte. Però no, dai, devo dire che ci siamo trovati bene, ci troviamo bene, è un grande gruppo. E invece, scusa, i difensori al portiere cosa dicono? Se vogliamo chiedere ad Alberto cosa dice... Dipende dal momento. Tante volte cose positive, qualche volta meno, ma è normale, fa parte del calcio. In genere i portieri fanno un po' gli esami di reparazione ai difensori, no? Che lasciano tirare. Da noi per fortuna non è così. No, È un po'... Siete bravissimi voi difensori. Un po' di collaborazione da entrambe le parti. E rigori, avete fatto qualche rigore? Sì, ma qualcuno sì, ma per fortuna c'è lui che qualcuno lo paga. Sì. Poi se possiamo gli facciamo arrivare meno tiri possibili. Però è lì ai posti, che è meglio. Ogni tanto una parata. Non vuoi far lavorare, giustamente? No. Meglio che non Hai un consiglio da dare ai difensori per il prossimo anno? No. Non mi permetto assolutamente di... No, assolutamente. Faccio il mio se riesco, che è già tanto. Poi. Quest'anno non l'hai dati. Manca un po' il mister in più. questo dibattito, darli, però va bene, dai. Grazie mille. Ok. Visto che farei intervenire nuovamente Roberta. Compagnoni, un po' come si trova nel mondo sportivo, lo pensava così, magari sei cresciuta vicino a papà, perciò sei arrivata già preparata, Infatti, però com'è l'approccio di questi anni? Infatti un'appassionata di calcio comunque, mi hai detto da subito, quindi è già tutto il rispetto. Sì, dai, io ho sempre seguito fin da piccola il calcio, non l'ho mai praticato, ma sono una tifosa del Genoa da quando sono piccola, ho sempre
seguito la mia squadra in gradinata e no, a me piace molto, mi piace molto soprattutto adesso la parte del settore giovanile con i ragazzi. Poi vabbè, ho 2 figli che anch'essi praticano calcio, quindi diciamo in famiglia mastichiamo calcio da sempre, ecco, è piacevole, nel senso è bello. Ecco, poi... Genoa quest'anno siete soddisfatti voi geniali? Sì, certo, sì. Di più, eh? È stato un pochino sabato. Sì, sabato. Come mai? Eri allo stadio? No, non c'ero. Io ormai appunto io sono abbonata, però lascio il mio posto a mio figlio che in genere va al mio posto, quindi... veramente è un campionato bellissimo, Bello, siete bellissimo. contenti, sì, no? Sì, io sono contenta, poi vabbè. Non mi esprimo dal punto di vista tecnico, lascio agli altri. Sui giocatori della Lavagnese non scegli? No, assolutamente. No, mi solo la parte amministrativa. amministrativa. Parte amministrativa, posso solo chiedere, ma no, assolutamente dal punto di vista tecnico proprio non ne ho le capacità, quindi non mi intrometto. Bene, allora ritorniamo un pochino con la piscina, Luca, se vuoi dire il campionato di Serie A2. Allora, intanto ricordiamo che poi ci sarà il servizio della Prorecco che ha battuto il Marsiglia a Chiavari in Coppa dei Campioni, ma sappiamo che non è certo una novità, ecco, questa è la vittoria della Prorecco, ecco, in questo momento è la squadra decisamente più forte sia in Italia che in Europa, quindi vedo insomma difficile, ecco, che ci sia qualche squadra in grado di contrastare la Prorecco. Per quanto riguarda la A2, andiamo a vedere un po' i risultati. Abbiamo avuto le vittorie della Florenzia sul Sori e del Bogliasco, mentre invece c'è stato l'incontro tra Brescia e Torino, che è un incontro che interessa da vicino la Chiavari Nuoto per i play-off. Il Brescia ha battuto il Torino e la Chiavari Nuoto, vincendo contro il Padova in casa abbastanza agevolmente, ha potuto quindi scavalcare il Torino. Quindi in questo momento la Chiavari Nuoto è al 4º posto, quindi in piena zona play-off, con 2 punti di vantaggio sul Torino. La Chiavari Nuoto dovrà andare a giocare lo scontro diretto a Torino, però insomma intanto se ci si arriva con qualche punto di vantaggio è già qualcosa. Ecco. Per quanto riguarda le altre squadre, il Lavagna, Arenzano e Lavagna hanno pareggiato 10-10, primi 2 tempi a favore dell'Arenzano, che ha chiuso il secondo tempo a metà partita in vantaggio per 6-1, dopodiché il Lavagna è riuscito a recuperare, a rimontare, addirittura è riuscita a passare in vantaggio per 10-9 a pochi minuti dalla fine della partita, però poi a 2 minuti dalla fine c'è stato il pareggio dell'Arenzano e quindi la partita si è conclusa sul 10-10. Quindi direi che insomma un campionato che si sta avviando nelle ultime giornate, è un campionato, come abbiamo detto, avvincente, soprattutto per la lotta play-off, che insomma vede protagonista appunto la Chiavari Nuoto. Vediamo un po' come andrà a finire. Per il campionato femminile abbiamo detto la vittoria del Rapallo nel derby contro la Locatelli, e un Rapallo che quindi si appresta nel migliore dei modi ad ospitare sabato alle 15:30 nella piscina appunto del Poggiolino di Rapallo il Padova. È una partita senz'altro difficile perché il Padova è al 2º posto, però è una partita dove il Rapallo veramente dovrà cercare di vincere a tutti i costi per mantenere appunto il 3º posto in classifica, se non addirittura migliorarlo e avvicinarsi al Padova al 2º posto. Quindi sarà una partita interessante che cercheremo di seguire da vicino. Ecco. Rimaniamo in piscina, però c'è l'ultimo collegamento da Sessi Levante con Giacomo, che l'abbiamo già visto con tanti atleti vicino, e diamo subito la linea a questa bellissima immagine. Sì, grazie Roberto, buonasera di nuovo a tutti, siamo qui al termine dell'allenamento con i ragazzi e le ragazze che sono allenati. Qui alla mia destra c'è Tommaso Canesi. Tanto, che distanze fai? Da quanto tempo fai nuoto? Allora, io posso? No, io faccio il 50, il 100, anche i 200 rana
e ormai nuoto da 14-15 anni e faccio parte di questa squadra da 12, quindi diciamo sono un veterano. E alla fine sì, sono il più grande, quindi diciamo sono il capitano, mi chiamano così. Quindi magari devi anche aiutare i nuovi a inserirsi, esatto, come sì. funziona? Esatto, i più piccoli che salgono agli esordienti A di solito sono un pochetto più timidi a socializzare anche, quindi noi che siamo i più grandi cerchiamo di farli entrare nel gruppo e diciamo che alla fine ci riusciamo anche molto bene perché alla fine siamo molto uniti, ecco. Rebecca Lippi, tu da quanto tempo ci sei invece? Allora, io sono in questa squadra da 2 anni ormai, ma faccio nuoto da quando ne ho 3 e agonismo da quando ne ho 6. Le mie distanze sono i 1500, però ho iniziato anche a fare un po' di misti, tipo i 400, i 200 e sto provando anche qualcosa del fino che facevo da più piccola. In cosa ti trovi meglio? È una preferenza? Ma in realtà nei misti, più che altro nei 200, però anche le gare un po' più lunghe mi piacciono, non sono male. Qui Roberto, avremo finito, ci sono domande da studio che devo porre ai ragazzi? Non so se avete parlato di Alberto Razzetti, che l'abbiamo già citato prima, per insomma, allenarsi dove anche lui, questo campione, che effetto li fa anche a questi ragazzi? Ok, mi chiedono dallo studio se fa effetto allenarsi in questa piscina dove comunque aveva iniziato a allenarsi Alberto Razzetti. Sì, perché alla fine quando lui nuotava qua io c'ero già e quindi nuotare nello stesso posto alla fine dove è nato un ragazzo che è nato alla fine alle Olimpiadi e ha fatto delle grandissime prestazioni anche mondiali è speciale, ecco sì dai. Perfetto. E da Sesti Levante è tutto, Roberto, noi vi mandiamo un saluto appunto dalla piscina di Sesti Levante, dalla squadra MySport. Benissimo, grazie Giacomo, saluto a tutti e grazie per l'organizzazione. Adesso abbiamo un altro servizio che ci lancerà Gloria, perché c'è il CSI che organizza i giochi di comitato e ci lancia il servizio Gloria. Esatto Roberto, allora si apre sabato prossimo al Villaggio del Ragazzo la terza edizione dei giochi di comitato organizzati dal CSI di Chiavari, come hai detto tu, 5 sfide che vedranno cimentarsi atleti e amatori in diverse discipline sportive, infatti vediamo il servizio. Aggregare, giocare, divertirsi ed entrare in competizione sono alcuni dei principali aspetti offerti dai giochi di comitato organizzati dal Comitato Chiavarese del Centro Sportivo Italiano. La manifestazione, alla sua terza edizione, è ai nastri di partenza. 5 giornate di sport, spiegano gli organizzatori, dal sapore antico, che vedranno come protagonisti gli stessi dirigenti, arbitri, allenatori di società sportive, simpatizzanti del Comitato Chiavarese, ma rivolti anche ad una platea più ampia e variegata di amatori radunati nelle realtà oratoriali e parrocchiali del territorio. Si parte sabato 16 marzo al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno con la sfida a calcio balilla. Si proseguirà domenica 7 aprile con la gara di dodgeball, un tempo palla avvelenata, nella palestra Don Gnocchi di Lavagna. Venerdì 3 maggio sarà la volta del ping pong che vedrà sfidarsi giovani e meno giovani sui tavoli della palestra Luzzati di Chiavari. Domenica 19 maggio invece spazio ad una nuova disciplina, le gare di beach volley negli impianti della BSC Sport dell'ex Bocciofila di Lavagna. Il gran finale sarà domenica 2 giugno negli spazi della Bocciofila Cavese, che ospiterà la sfida di beach bocce con tanto di cena e premiazione finale. La classifica verrà determinata di volta in volta in base al piazzamento delle squadre partecipanti. Chi vince la sfida otterrà il punteggio pieno, 12 punti, e a scalare ad ogni classificato verrà assegnato un punteggio. Questo consentirà di tenere aperti i giochi sino all'ultima gara in calendario, per cui la corsa ad accaparrarsi i migliori atleti sulla piazza è aperta, così come l'appello ai tifosi a sostenere la propria squadra. Ogni gara dei giochi di comitato avrà anche un risvolto solidale a beneficio di un ente operante sul territorio. Allora, siamo all'ultimo giro, 5-6 minuti, siamo alla fine.
Gloria. Roberto, andrei subito in prima fila da Eki. Eki gioca appunto nella Lavagnese, è prontissimo di parlare questa sera qui con noi. Lui era un nuotatore, adesso gioca a calcio, gioca in porta. Come mai dal nuoto alla porta di calcio? Perché nuoto, uno, non mi piaceva. Secondo, perché i maestri erano un po' pazzi. E terzo, calcio, perché mi piaceva da sempre. Ok. Bravo, dai. E invece dei mister del calcio come sono? Bravi, molto bravi, molto bravi. Molto bravi. Con i compagni come va? Benissimo. Benissimo. Il tuo idolo chi è? Cristiano Ronaldo. Il tuo idolo in porta? Neuer. Abbiamo fatto un giro di idoli qui e grazie mille. Bravissimi, bravissimi. Allora, cominciamo con i saluti, lunghi saluti, così abbiamo ancora qualche minuto. Fabio, come rimaniamo, Dondero? Intanto c'è la partita, ci sono 5 partite. La prossima in casa. Con il Pieve, domenica alle 3 e dopo ci sarà l'ennesimo festeggiamento. Insomma, festeggiato adesso per un mese. L'ennesimo secondo. Sì, l'ennesimo potrebbe esserci un terzo, un quarto. Comunque dopo la partita ci sarà una festa per tutti quelli che vorranno Ma venire. c'è ancora lì nel gruppo qualche dirigente o giocatore che bisogna chiedergli qualcosa? Possiamo chiedere qualcosa a Piazze che... Alberto, chi chiameresti? Chiamerei Andrea Piazze. Andrea Piazze, dov'è Andrea Piazze? Allora, dai, alziamoci e vai in postazione con Gloria. Invece da queste parti un saluto a tutto lo spogliatoio. Mandiamo un bel messaggio a Alberto Rubo che siete concentratissimi per questa salvezza. Anche perché non ci È Gian Battista. Sì, il mister deve stare tranquillo perché domenica c'è una partita importante contro la Vogherese e dobbiamo scendere in campo col pensiero di fare più punti possibili da qua alla fine, nelle ultime 8 partite. A Lavagna alle ore? 3. Alle ore 15. 15. E invece in rappresentanza, perché dobbiamo dirlo, credo che Roberta è d'accordo che abbiamo 2 rappresentanti del nostro calcio locale, giovani nostri nel nostro comprensorio, no? E invece, appunto, Tommaso? Sì, appunto, dobbiamo ogni partita andare al massimo e cercare di fare più punti possibile, perché appunto... Bene. Allora, lo spogliatoio è concentrato, possiamo lanciare questo messaggio al mister. Certo. E invece un saluto a tutti i mister, visto che abbiamo Walter che è responsabile del sto giovanile. Ma quanto siete? Siete tantissimi anche? Siamo tanti, diciamo che con l'attività di base di cui se ne occupa Enzo Ranieri siamo intorno alle 120-130 unità e col settore giovanile un'ottantina di ragazzi con le 4 squadre, poi c'è ancora la Juniores e poi ci sono i giovani della prima squadra che sono sempre verdi. Io ringrazio tutti quanti e soprattutto i ragazzi che questa sera si sono anche comportati molto bene e tra le altre cose partecipano attivamente alle nostre attività. Tra i ragazzi che sono qua questa sera ce ne sono molti che sono venuti 2 sabati or sono presso la struttura della Leda Cossa a giocare il calcio integrato con i ragazzi di Giulio, quindi un grazie a tutte le famiglie che continuano a darci fiducia. Allora, facciamo un applauso ai genitori e allenatori. Alberto Tagliapietra, il medico di questa sera, come insomma hai un consiglio da dare al nostro sport anche locale? Un consiglio è una parola impegnativa. Credo che, mi sento di dire questo, innamoratevi dei momenti belli che vivete insieme, perché quello star bene lì effettivamente è quello che poi ogni persona cerca nella propria vita e quando ci si ammala diventa solo più difficile. Io credo che lo sport ci possa insegnare quanto sia bello avere vicino i propri compagni e rendersi conto quanto la squadra ti sollevi nelle vittorie e a volte pianga anche con te in spogliatoio nelle sconfitte. Quindi l'augurio che posso fare è che voi riusciate sempre ad essere
voi per primi i compagni che vorreste avere vicino nella vostra squadra e nella vostra vita, e ogni bellissimo momento che vivete grazie allo sport cristallizzatelo dentro di voi, perché quel bene è quello che semplicemente ogni persona cerca nella propria vita, quando sta bene, ma anche quando è ammalato. Quindi potete essere veramente l'esempio di quello che ognuno di noi poi nella vita va alla ricerca. Ecco, spesso parliamo dello sport e parliamo della partita, no? Uno si diverte nella partita, però c'è tutta la settimana, tutti gli allenamenti, pensare all'allenamento, stare con appunto i compagni di squadra. Sono tanti momenti al di là della partita per chi fa sport. Assolutamente sì, credo che amando il percorso poi si riuscirà a vivere insieme il risultato, quale esso sia. Una cosa che a me piace tantissimo dello sport è che prevede per definizione lo sconfitto e il vincitore. E quindi dobbiamo riconoscere che ognuno di noi nel proprio percorso verso il risultato, prima di tutto condivide ogni giorno con i propri compagni, e questo credo sia uno dei grandi doni. Noi con Atleti al tuo fianco abbiamo un segno di riconoscimento, si chiama a mani unite sotto il sorriso, così. Perché quello che vogliamo dire è che una persona ammalata di cancro ha bisogno di 3 cose. Una la possiamo dare solo noi dottori, le medicine, le cure, i servizi. Ma le altre 2 le può dare ognuno di noi, ed è presenza fisica e sostegno emotivo. Ogni volta che qualcuno fa compagnia a una persona ammalata, ogni volta che qualcuno alza l'umore di una persona ammalata di cancro, ci sta aiutando a migliorare la qualità della sua vita. Ma questo vale in qualsiasi contesto della vita. Quindi ogni volta che saremo vicini, ogni volta che ci sosterremo, staremo migliorando la nostra vita, e in questo lo sport è maestro. Quindi grazie per l'esempio che ci state offrendo. Ancora una cosa, poi lasciamo stare. Mi viene da chiedere come mai però tante volte lo sport crea tensione, no? Quasi ogni fine settimana, il calcio, o comunque tutto lo sport un pochino. Devo fare una premessa. Domande e temi complessi devono prevedere risposte complesse. Quindi in questo momento sintetizzare non è semplice, e se semplifichiamo sbagliamo, perché un tema complesso deve prevedere analisi complesse. Mi sento di dire questo: lo sport coinvolge, lo sport fa partecipare tutte le nostre emozioni, ed è chiaro che ognuno di noi è allettato dalla gioia dell'entusiasmo, ha desiderio della gioia del risultato, vorrebbe poter celebrare la sua fatica, il suo sacrificio, ma questo non è sempre scontato. Viviamo effettivamente in un'epoca in cui spesso esaltiamo il risultato e poco il percorso. Credo che questo porti tante volte a vivere situazioni di insoddisfazione che si esprimono, come per ogni essere umano, attraverso anche gesti che, quando sei molto coinvolto, sono superiori a quello che vorresti dire, a quello che vorresti fare, e che quindi portano parti umane di noi a esprimersi anche contro i nostri desideri. Penso che questo possa essere solo un piccolo spunto del grande e vasto tema che hai proposto. Grazie, grazie. Credo che Giulio tardi, così salutiamo la BIC Genova e puoi essere in sintonia. Totalmente, noi del BIC Genova ci siamo innamorati, e per questo stiamo insieme il più possibile. E più ci viene in mente qualcosa da fare insieme, e più creiamo iniziative. La collaborazione che abbiamo intrapreso con Walter e tutta la Lavagnese è stato un qualcosa di splendido. Sono passate prima le immagini, non abbiamo fatto solo allenamento, c'è stato un momento dove i ragazzi della Lavagnese hanno aiutato i nostri a fare gli esercizi, poi c'è stato un momento dove loro hanno giocato insieme, quindi queste 2 fasi, sia dell'aiuto, del far vedere e del giocare insieme, ha creato comunque un momento magico. Solo grazie ai rapporti di amicizia. Io e Walter ci conosciamo da tantissimi anni
e abbiamo potuto creare comunque questa sintonia, perché non è facile con gli impegni di una società grande come la Lavagnese e gli impegni anche dei ragazzi del BIC che si impegnano in tantissime iniziative. Però noi siamo innamorati di noi stessi e delle nostre e cerchiamo di fare. Pensa che oggi è una giornata importantissima perché c'è il fiocco rosa, perché oggi è nata una nuova attività, si chiama Big Joy. Big Joy è il centro di aggregazione dove i ragazzi finalmente avranno la possibilità di pomeriggio presso l'oratorio Don Bosco di Quarto di potersi incontrare, anche se non solo, magari non fanno sport, però si vedono, giocano a carte, stanno insieme, guardano un po' di TV, cantano, e quindi Big Joy è un altro degli eventi insieme a Big City. Ad esempio Big City è una cosa dove tutte le domeniche questi ragazzi una volta vanno a teatro, una volta vanno al cinema, vanno in discoteca e facciamo di tutto come ce lo possiamo permettere. Grazie, credimi, ti ho detto 80 atleti, ci sono più di 20 dello staff tra volontari e istruttori. Ce lo permettiamo con iniziative che ci danno la possibilità di tenere in piedi tutta la struttura. Una delle iniziative è proprio quella della colomba pasquale. Infatti, adesso aspetta, questa la facciamo alla fine. Alla regia hanno già il manifesto pronto, ma dobbiamo dare una notizia che arriva dalla regia, appunto. I Sesti Levante è passato in vantaggio 1-0 con la Recanettese in casa. Questo è molto importante per il discorso salvezza. Bene. Allora, ritorniamo a Calvary perché è stato richiesto dal nostro difensore una piccola parentesi. Esatto, il dirigente Andrea Piazze, il mister prima diceva che è stato comunque un lavoro di gruppo, pensi lo stesso? Sì, assolutamente, ringraziando Alberto che su tutti, però sì, assolutamente è stato un lavoro di gruppo, dai più vecchi ai più giovani, è stato un bel percorso quest'anno. Ha detto benissimo prima il mister che le case si fanno dalle fondamenta e come il presidente ha parlato di Mariano e Davide che siamo andati ieri a trovare, c'è anche Alberto che è stato uno dei 3 che ha messo le basi un bel po' di tempo fa e quindi è stato un bel percorso. E domenica appunto tutte le persone che hanno fatto parte negli anni della Calvarese come mister, come ex giocatori, vecchie glorie, tifosi, ex dirigenti sono tutti invitati a venire a vedere la partita perché oltre alla partita big match della domenica contro il Pieve, seconda in classifica, ci saranno festeggiamenti, coreografie, una serie di spazi per permettere a chi è stato biancorosso nel tempo di raccontare aneddoti e fare gruppo con quelli che ci sono adesso per fare appunto conoscere, tramandare il biancorosso della Valle anche ai giovani che sono stati il motore trainante della squadra di quest'anno. Complimenti alla Calvarese. Allora, 2 rappresentanti dalla BIC Genova, intanto se tu Giulio ci racconti dalla regia arriva quel manifesto per le colombe, giusto? Sì, ci sosteniamo con raccolte fondi e lo facciamo nel modo più buono che potevamo inventarci. C'è un nostro amico che è Guido, un pasticcere artigianale di Genova che ha creato queste colombe e noi grazie a queste colombe abbiamo la possibilità di permettere ai ragazzi di andare in trasferta, a viaggiare per l'Italia giocando le partite, quindi Manuel consegnerà questa colomba a Roberta Compagnoni della Lavagnese. Ecco, Manuel, in diretta. Ok. Manuel. Sì, vai. Ecco. State un po' lì vicini. Aspetta che vi vediamo. Ecco. Alessandra consegnerà a tutto il gruppo di Telepace, a te Roberto. Gloria, vieni un po' più vicino. Ecco, state lì. Aspetta, state lì. Benissimo, grazie. Allora è stato bello questa sera raccontare, interagire con questi valori che lo sport riesce a dare. Noi crediamo totalmente che
che l'unico strumento, non l'unico, ma uno strumento potentissimo di educazione è lo sport, e noi attraverso lo sport vogliamo educare non solo da un punto di vista motorio, ma anche da un punto di vista dell'integrazione, della collaborazione. BIC Genova vuol dire be included community, essere inclusi nella comunità, e noi cerchiamo di farlo stando insieme più che possiamo a tutti quanti. Bene, grazie Giulio. Salutiamo allora la BIC Genova tutti quanti, i vostri rappresentanti, la Calvarese, la Lavagnese e il nostro dottore, grazie, da Brescia per Alberto Tagliapietra, progetto Atleti al tuo fianco. Un saluto a tutti, alla nostra squadra. Ciao Luca. Buonasera. Gloria. È stata una bella puntata ricca, direi. È stata no? una puntata molto intensa, però molto, molto bella, soddisfacente, spero anche per tutti a casa. Allora, buona settimana a tutti e anche buon sport. Arrivederci.